Verona torna a festeggiare il proprio carnevale storico giunto alla 492esima edizione. Con i numeri della pandemia in costante diminuzione è stato possibile organizzare il venerdì gnoccolar, seppur con un percorso ridotto, non più 7 km ma 3,5 km. Proprio 2 anni fa, mentre a Verona si faceva festa e ci si divertiva, in un'altra parte del Veneto, a Vo, veniva scoperto un focolaio di coronavirus. Covid che poi ci avrebbe accompagnato fino ad oggi, cambiando abitudini e cancellando gli eventi. Per questo a Verona c'è voglia di ripartenza e le migliaia di persone che si sono ammassate lungo il percorso ne sono la prova. Una ritrovata spensieratezza e allegria che in più di qualche caso hanno fatto dimenticare il distanziamento e le mascherine. 104 tra gruppi e carri hanno preso parte alla partecipata Kermesse, con alcuni gruppi giunti persino dalla Sicilia. Il via come al solito alle 14 da Corso Porta Nuova, per poi arrivare dopo circa un'ora di sfilata al villaggio di Carnevale posto in piazza San Zeno. Ad aprire il corteo, come tutti gli anni, è stato il papà del gnocco, figura storica del carnevale veronese, quest'anno interpretato da Marco Montolli, detto Bullo. I carri, da sempre attenti a rappresentare l'attualità, hanno puntato il proprio focus al Covid, ma non solo, perché anche il tema caldo di questi giorni, la guerra in Ucraina, è stato affrontato con bandiere azzurre e gialle in piazza San Zeno e con diversi tra striscioni e bandiere della pace appese ai carri per chiedere alla Russia di fermare le violenze.